Siamo un paese della qualità, ma perché siamo un paese della diversità, perché la qualità è la ricerca e la narrazione delle diversità. Perché se fosse tutto uguale non ci sarebbe qualità. Noi stiamo andando verso il tutto uguale, perché se io ti dico che quell'artigiano fa un formaggio straordinario, ne fa però 5.000, il tema è no, ma è troppo poco, bisogna per l'industria, per le cose ci vuole molto di più, perché pensiamo al mercato allargato. Allora io comprendo che la grande distribuzione è stata una grande intuizione, ma oggi le necessità dell'uomo non sono più quelle. Oggi l'uomo ha bisogno di avere la bottega. Perché? Perché ha bisogno di relazionarsi, ha bisogno di riconoscere ciò che mangia. Il supermercato ha distrutto la conoscenza del cibo, completamente. Ha distrutto la cosa, in molti casi, più importante, che è il sapore. Il sapore è la conoscenza delle cose. Non a caso sapore e sapere sono legati.